La comunità di Schiavon e tutto il mondo sono in attesa di quello che decideranno i cardinali che da mercoledì pomeriggio saranno chiusi in Cappella Sistina. Da qui è arrivato Don Pietro Parolin, il cardinale Parolin, fino a pochi giorni fa segretario di Stato Vaticano. Qui in paese c'è grande attesa, trepidazione, c'è anche il rispetto perché il comune e la parrocchia hanno deciso di non rilasciare altre dichiarazioni fino alla fumata bianca. Ma qualcuno in paese che parla, e Don Pietro lo ha conosciuto, lo abbiamo trovato. È bellissimo avere nel nostro paese qui una eminenza così grande per arrivare al punto più alto, diciamo, della vetta per diventare Papa. Ecco. Lei come seguirà il conclave nei prossimi giorni? Ma guarderò, i miei pazienti mi racconteranno, insomma, poi c'è questo signore mi dice che andranno con pullman al Vaticano in ogni caso. Ho detto vengo assieme a voi. Ma lei si augura che venga eletto oppure no? Come conoscendo la persona, sì. No, poi c'è tanti che comanda, si sa, quello. Ecco, mi parlo da paesana, ecco, così sta. Quindi altri, non è che abbiamo Papa o Don o cosa. Ciao Piero, gli altri siamo abituati così sta. La comunità di Schiavoni intanto si prepara alla sagra di Sant'Isidoro, appuntamento tradizionale che sabato potrebbe iniziare già col nome del nuovo Papa. È una grandissima persona. Speriamo per la Chiesa, per tutto quello che, perché sappiamo che nel Vaticano ci sono tante problematiche. Sarà dura comunque per lui, sarà tanto dura, ma per qualsiasi Papa che andrà su. Come amico e come cittadino mi dispiace perché poi non lo vedremo più.